Nei giorni scorsi i finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno sequestrato in via preventiva beni e disponibilità finanziarie per 2 milioni e mezzo di euro a due amministratori di una società immobiliare padovana. I due sono indagati dalla Procura di Padova per indebita percezione di erogazioni pubbliche e per reati societari. Da oltre 6 mesi le Fiamme Gialle indagavano sul conto di questa immobiliare con sede nella provincia euganea e recentemente trasferitasi in Abruzzo, che avrebbe utilizzato bilanci e documenti ritenuti falsi nel periodo immediatamente successivo al lockdown per richiedere e ottenere ingenti finanziamenti da diversi istituti di credito, assistiti dalla garanzia dello Stato concessa proprio a sostegno delle piccole e medie imprese. Per risultare idonea a ricevere il credito bancario garantito dallo Stato, gli indagati avrebbero falsificato i bilanci, aumentato fintamente il capitale sociale, predisposto dossier relativi a investimenti e progetti da realizzare. Il giudice per le indagini preliminari di Padova ha emesso un apposito provvedimento di sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie, per un importo, ricordiamo, di 2 milioni e mezzo di euro circa.